Paolo e Giovanni. Questa è la storia del Rupiccerini. Rupiccerini nati a Palermo, cresciuti a Palermo e purtroppo morti pure a Palermo. Però per pochi, perché per noi Paolo e Giovanni saranno sempre vivi. Erano comitati Paolo e Giovanni, le picceri da quando furono case, giocavano nesati di Palermo e conoscera state e pure l'inverno. Crescero mano a mano e come un sogno s'arritrovaro grande in sto mondo e a vita cariniti pareva un gioco, poi giorno dopo giorno diventò un fuoco. E tutti li ricordi, sai battaglieri, passavano lo posto e so pensieri, vedevano Palermo incatenata, l'umunne e la Sicilia inguttumata. La nostra terra è tutta brava gente, a parte qualche runo con a caputo di zocco e la vita e ho posto di lucore ave una pietra sciaca che non conosce amore. Nella nostra terra è tutta brava gente, a parte qualcuno che ancora non ha capito niente. Al posto del cuore c'è una pietra talmente dura che non conosce amore. Borsellino rientrava a casa, chiamava al telefono Giovanni e ci diceva: Giovanni, ma lo capisci che stanno ammazzando a tutti, ora tocca a noi. Giovanni rispondeva: perché? Paolo: Giovanni, a tutti i ruini, scaitò signori, per farne provare sto dolore. E come hai donnato che andare in croce, solo perché volemo dare pace. Come tarera Cristo, annattare a noi, ma Giuda non è scariota, ma è di sta terra madre. Come tarera Cristo, annattare a noi, ma Giuda non è scariota, ma è di sta terra madre. A questo punto è Giovanni che si rivolge a Paolo. Capisco che dobbiamo morire, ma che cosa ci lasciamo a questi ragazzi? La nostra morte a che cosa servirà? Paolo, lasciamoci segnali di speranze per scuotare forte le coscienze e per rispetti chi di prime notti a noi sarà voce pure e quando è uno futuro di salutare un mondo non ama sta Sicilia, onore e libertà e quando è uno futuro di salutare un mondo non ama sta Sicilia, onore e libertà.